Eccoci qua, allora siamo con Chico Mascarenhas. Chico, dobbiamo commentare una partita con 10 gol, 7 Bassano 3 noi. Diciamo che probabilmente non era quello che ti aspettavi. Mi ha detto Francesco, avete preparata molto bene, anche Marco mi ha parlato di questa preparazione, poi le partite vanno così, Bassano avanti subito 2-0. Credo che abbiamo entrato bene in partita, abbiamo il primo 5-7 minuti abbiamo fatto molto bene secondo me. Dopo il primo gol abbiamo perso un po' il gioco e, bueno, dopo l'entrata del secondo tempo abbiamo sofferto 2 gol, uno di loro che chiaramente abbiamo parlato di quello. E è così, abbiamo sempre stato dietro del gioco. Oggi non credo che sia stata una cosa di atteggiamento, credo che sia stata una cosa che loro hanno più maturità per gestire il momento del gioco e noi anche non ci approssimavamo, stavamo vicino al gioco e dopo un sbaglio loro pumba. Sì, l'abbiamo un po' sottolineato anche in telecronaca, elementi come Fernando Montigiè, classe 1986, e poi non so, anche un Pozzato che è perfettamente inserito in questa realtà, stasera 3 gol per lui, però dal punto di vista dell'atteggiamento, a mio modo di vedere, Vadagno non ha mai mollato tecnicamente. No, oggi non tengo niente da dire al livello di atteggiamento. Abbiamo sbagliato alguna volta anche perché loro sono molto buoni, loro sono il primo di classifica, sono una bella squadra, sono una squadra super esperiente. E sì, è quello. Dopo, perdonami, al di là dell'esperienza, ho parlato anche di chili e centimetri, un po' anche forse fisicamente un pochino più smaliziati. Sì, anche perché quello viene da loro, è difficile che un giovane dei 20 anni o dei 21 anni abbia lo stesso corpo che ha posato, che ha scucato anche Montigel. Dobbiamo seguire lavorando sul tema fisico, che è una cosa che questi anni abbiamo lavorato tanto. E dopo abbiamo da imparare con questo, faceva più di 3 mesi che non abbiamo una sconfitta, oggi la abbiamo, dobbiamo imparare da questa sconfitta e preparare la partita del Grosseto con lo stesso compromesso che come abbiamo preparato questa.